Amici bellini, perdonate il ritardo, ma come al solito uno aspetta per sapere se ci sono. Ed è bene aspettare, perché uno avrebbe potuto fare un video giunto cioè, poi arriva la smentita, il video invecchia su, cominciamo. Allora, sbloccate gli algoritmi, datemi una mano, sto ragionando, probabilmente lasciate un like, se lasciate tanti like, 100, gira la ruota, girala, iscrivetevi al canale, perché non arriviamo a 15.000, ci arriviamo per la fine dell'anno, però per la fine dell'anno calcistico credo proprio di sì. Quindi lasciate tanti like che cerchiamo di andare live, magari post amichevole con il Lille. Fabio Versati mi ha dato il consiglio e io cercherò di seguirlo proprio per rimanere, anche per darci gli auguri di Natale, insomma, ci tengo alla mia community, non voglio lasciarvi senza live, lo so, e mancano anche a me per primo. Quindi andiamo, il paragone Messico, non mi interessa, il canale Telegram, e ringrazio e saluto Barone Antonio perché mi ha taggato in una sua storia con Messico e poi come a Messico 86 triballi tutti come solo lui sapeva fare. La canzone Messico 86, al di là del risultato, di Valerio Fluido Celentano, che trovate su Spotify e anche su questo canale, c'è il video ufficiale, andatevelo a vedere, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Allora, il discorso di Messi, il discorso di Kvara, spostiamoci un attimo perché il discorso è molto semplice e questo video probabilmente resta anche breve. La cosa che esce oggi è questa qui, vi dico subito. Allora, la cosa che esce è questa qui, è troppo grande, mettiti piano, un poco più piccolo, esatto, così la leggiamo bene insieme. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto al portale lusso Sport Express, proprio no, soffermandosi sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia, già al centro di insistenti rumors di calciomercato dopo l'impatto mostro registrato nella sua avventura di Napoli. Queste riportate da Radio Kiss Napoli e tutto Napoli.net, le sue dichiarazioni, poi non so chi l'ha riportate per prima perché poi si scopre che è un'invenzione a tutti gli effetti. L'interesse del Newcastle per Kvaratskhelia, non c'è alcuna possibilità che lo lasceremo andare a prescindere dall'importo e le cifre dell'offerta. E questa è una cosa che piace saperlo, nel senso fa anche piacere, tifosi del Napoli, se uno fa una dichiarazione del genere, ti rassicura, ma fino ad un certo punto, perché sappiamo bene che il mercato è quello che è, e di fronte a cifre impossibili devi per forza accettare, di fronte a cifre impossibili anche il ragazzo riceve ingaggi impossibili e quindi è difficile poi trattenerlo. Il ragazzo poi nello specifico è giovanissimo e questo è uno di quegli attributi da sottolineare per un discorso che adesso vi spiego, ma tutto ciò è falso perché lo togliamo da mezzo e il Napoli non fa mancare la sua smentita ufficialissima. SC Napoli comunica che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale al portale Sport Express. Questo che cosa significa? Che Kvara è cedibile e che è ceduto già? Sicuramente no, è la solita cosa che di fronte a certe bufale che escono il Napoli reagisce in una certa maniera ufficialmente, si spostano completamente con la nervatura, vanno in freva e dicono non è vero niente, il che è anche comprensibile, si crea solo il cortocircuito che certe altre notizie poi non le puoi smentire tutte, perché se poi escono altre notizie e il Napoli non smentisce, chi fa uscire la notizia può dire hai visto, il Napoli non ha smentito, quindi è vera. Quindi noi dobbiamo stare sempre con gli occhi aperti, con le orecchie drizzate e non cedere a niente e pensare con la nostra testa, a ritenere certe cose plausibili, verificabili e che possono accadere oppure no, oppure impossibili e non verificabili. Il Napoli decide di prendere Messi, per esempio, no? Oppure va a prendersi Ronaldo, offre più di 200 milioni dell'Arabia Saudita, ti rendi conto che non è possibile, che sarebbe un illogico, e quindi non dai peso a certe notizie. Quindi questo non vuol dire che Khvicha è già sul piede di partenza, assolutamente, che però ci siano degli interessi sul ragazzo è innegabile perché ha fatto brillare gli occhi a tutta Europa,
perché se voi andate a cercare esce un video al giorno su Kvara, sulle sue skills, sui dribbling, i gol, eccetera eccetera, e l'impatto che ha avuto sul campionato italiano e sulla Champions League. Attenzione, è importante il discorso della Champions League. Perché leghiamo tutto questo, e io mi sento di legare tutto questo al discorso del mondiale? Perché ho fatto due calcoli, e quando Kvicha guardava il mondiale 4 anni fa aveva 17 anni, praticamente un bambino. Guardi il mondiale, non sai nemmeno se diventi professionista, insomma, che se esplodi a livello calcistico, e ti guardi il mondiale così. Adesso il mondiale Kvara se l'è guardato con un occhio diverso, con un occhio del professionista che sa di poter lasciare un segno nel calcio mondiale. Secondo me inevitabile, e noi sappiamo che Kvicha era un estimatore di Cristiano Ronaldo. Mettiamo questo da una parte e consideriamo, poi ha fatto i complimenti a Messi, quindi è un estimatore ovviamente del talento e del bel calcio. Secondo voi, me lo dite pure nei commenti, uno Kvicha non pensa mamma mia che bello, però questo e poi è ancora più esaltante ed è il momento in cui un giocatore è più, perché Messi, capito, ha vinto tutto quello che poteva vincere, ma è adesso che piange perché il campione del mondo è il trofeo più importante, più ancora della Champions League, ancora più del pallone d'oro. Può Kvicha ambire alla Coppa del Mondo con la sua Georgia? È molto difficile, se non calcisticamente impossibile. Cosa succede? Che ti fai due calcoli e dici ok, Mbappé per esempio può con la sua Francia, perché ha alle sue spalle una squadra importante che si rinnova di anno in anno e quindi vanno sempre avanti, può sicuramente ambire a diventare come Messi. Un Holland per esempio può, la Norvegia è difficile che possa arrivare in fondo a un campionato del mondo, di conseguenza tutte le sue soddisfazioni personali al massimo se le deve giocare nel club, e Haaland arriva al Manchester City dove può giocarsi le sue chance, ovviamente di Premier League, ovviamente di Champions League. Questi sono poi gli obiettivi personali che un calciatore importante può ambire a vincere, perché poi vincere è l'unica cosa che conta, dicevano qualcuno. Non lo è, ma per loro sì, perché individualmente le piccole aziende che sono i calciatori devono lasciare una legacy, devono lasciare un ricordo, devono entrare nei libri di storia. Di conseguenza quale può essere stato che è scattato in Kvicha quest'anno guardando Messi che si mette sulla tunica, poi magari a fine video vi dico una cosa, devo vincere con il Napoli. È immediato il discorso, perché Messi ha Maradona, il paragone con Maradona, però si dice ancora e si dirà a Napoli, lui lo sa, sì, però Messi non è venuto a vincere a Napoli, quindi hai fatto tutto quello che è possibile fare, ma vincere a Napoli è l'unica cosa che conta, almeno per noi napoletani o in generale, per dimostrare che veramente sei tu che fai la differenza, perché è chiaro, e l'abbiamo appena finito di dire a Canale 8, se non mi avete visto pochi minuti fa, non fa niente, devi anche parlare di Di Maria, devi anche parlare di De Paul, devi parlare di Romero, devi parlare del portiere. Messi non vince da solo, Messi fa tutto quello che deve fare il Messi che è, ma non può vincere da solo, devono mettere anche i rigori quegli altri. Di conseguenza Kvicha che cosa deve pensare? Che da solo non può vincere, deve essere circondato da giocatori forti, che il Napoli quest'anno ha, e giocatori che possono anche crescere e possono anche migliorare, perché abbiamo una squadra giovane. Il discorso qual è? Dove vuole arrivare questo cretino? È che il Napoli deve imporsi come grande squadra in quest'anno magari, visto che abbiamo un bel vantaggio, perché no? E vincere e dimostrare a Kvicha come al mondo e come ai potenziali nuovi Mbappé che puoi venire al Napoli e puoi toglierti delle soddisfazioni personali. Holland non se lo gioca il mondiale, è difficile, però si gioca le sue soddisfazioni in Europa con una squadra che punta a vincere. Ecco, se il Napoli vuole diventare una squadra che punta a vincere e cresce al punto che Kvicha non si sente che è venuto a fare le ossa e il Napoli è una squadra di passaggio e poi va in una squadra che ambisce, un po' come Cavani, un po' come lo stesso Higuaín alla fine.
lì cambia la storia. Lì cambia la storia perché ti puoi togliere almeno, visto che con la tua nazionale non lo puoi fare, puoi vincere a livello personale e con la tua squadra, con i tuoi compagni, almeno nel club. Quindi il Napoli deve fare una crescita, non so come deve fare, non lo so proprio. Dovrebbe fare questa crescita incredibile, nazionale prima e poi internazionale, perché se non vinci nella tua nazione è difficile che poi vinci anche all'estero, è impossibile. Ecco, Kvicha, perché altrimenti dobbiamo aspettarci che a un certo punto, se questo giocatore basta, non deve nemmeno crescere più di tanto, se continuasse semplicemente il modo in cui gioca e i numeri che porta in campo per tutto il campionato, 100-150 milioni arrivano, perché è innegabile, è una bestia, è mostruoso e ha questo tipo di attitudine al calcio e all'atletismo e allo sport che hanno questi qua, i vari Mbappé e i vari Holland, hanno quell'attitudine lì, si vede proprio. E anche quando il paragone lo dobbiamo fare con Mbappé per 70 minuti ha toccato pochi palloni, sembrava questa partita dove Mbappé poi a un certo punto si accende e fa tutto lui, e lui cambia la partita e la riacciuffa e tiene la Francia a galla, ovviamente coadiuvato con i suoi compagni, ma i colpi del campione. Poi vai sul dischetto e sei freddo. Ragazzi, ugualissimo a quello che è successo in piccolo con il Villarreal, proprio con Kvara. Primo tempo così e così, qualche dribbling che non gli riesce, poi cresce e comincia ad accendersi fino poi a segnare quel rigore che è simbolico, ma che comunque è importante, perché gli cominciano a riuscire i dribbling, gli comincia ad essere parte della manovra e ad essere pericoloso anche in una squadra che sta facendo degli esperimenti, bottita di giovani e che sta facendo un percorso di riavvicinamento al campionato. Non è una partita decisiva, ma è la prestazione poi di tutti quanti che conta per andare avanti. Quindi il discorso è molto semplice, caro Kvara, lo so, la tua nazionale è piccolina, magari quella soddisfazione lì non te la puoi togliere, però se ti vuoi togliere le altre soddisfazioni magari lo puoi fare con il Napoli, però è il Napoli che ti deve mettere a disposizione tutto un contorno di crescita, di professionalità, di voler vincere, dimostrare di volere e poter competere ad altissimi livelli, perché sennò come si fa? E il discorso è che Maradona non l'avrebbe mai indossata con la vestaglia da notte, se non c'è dubbio, ma secondo me neanche un Ibra, senza voler scomodare Diego, neanche un Ibra, se lì sta così, Ibra alza la coppa nudo, non si mette così, ma copri la camiseta, non si fa. Il discorso è molto semplice. Quindi, come Messi ha dimostrato un po' di imbarazzo in quel frangente dove ha accettato di fare questa cosa qua, dobbiamo anche sottolineare che durante la partita si è visto un po' preso dai turchi e ha perso anche lui un pallone sanguinoso che poi ha portato al pareggio della Francia. Quindi, per ricordare che Maradona, se vogliamo fare sempre paragoni, è un altro livello proprio umano, proprio di spessore, proprio anche di coinvolgimento dei compagni e tutto. Se vogliamo fare il paragone, quando il Paragona venne al Napoli, è un po' come dire, lo dico ai più giovani, è un po' come uno Mbappé che a oggi, alla sua età, decide di andare a Lecce, che lotta per la retrocessione, gli cambia l'identità, gli cambia la mentalità e Lecce in 2 anni vince il campionato, poi va in Europa, vince l'Europa League e cambia la storia del Lecce. Da New York, quando Messi fa questo con il Napoli, non lo può fare più perché è vecchio, lo doveva fare a 25 anni e allora si poteva fare il paragone con Maradona. Mi dispiace, non si può fare più. Da New York, Valerio Fluido è tutto, lasciate tanti like, iscrivetevi al canale che poi ci vediamo live e facciamo tutte le cose belline. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.